io ti dico una cosa, i tramonti in Sardegna sono di 3 tipi, lo sappiamo più o meno, no? Vai, sbadabam. Vai. Allora abbiamo il tramonto che scende a picco sul mare, tipo la zona del Sulcis, Plage Mesu per esempio, sono meravigliosi, cosa che per esempio a Cagliari non abbiamo il sole che muore No, in acqua, dietro, è è dall'altra vero, hai parte. ragione. E poi ci sono questi tramonti con i colori che, per spiegarvela un po' in una storia dell'arte, sarò breve, prometto, Madonna. sarò breve. Mettiamo il 2 per. No, no, ci sono quelli con i colori alla Van Gogh, quindi fortissimi, Sì, tutti arancio, arancione, rosso. è vero, sì, sì. E invece a Torre Grande è Monet, è acquarellato, cioè i colori sono molto più tenui, non so bene perché. Subisce sempre una marea di critiche perché comunque noi siamo abituati al mare cristallino, eccetera, però la sabbia di Torre Grande è una sabbia scura e quindi vero. il colore dell'acqua di sera è un po' torbido, però è bandiera blu, tra l'altro sicurissimo anche per i bambini e anche per i donatori di handicap perché sono le passerelle, quindi io voglio dire che comunque hanno fatto un lavoro gigantesco di valorizzazione e anche di accessibilità, quindi a me questa cosa piace molto Certo, perché giusto. come Molto dicevi ci sono luoghi in Sardegna che sono settari, classisti, che sono comunque anche per chi ha un certo tipo di portafogli, invece quella è una spiaggia dove ci può andare chiunque Per tutti. e questa cosa mi piace moltissimo.